Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi che è domenica, è una bellissima domenica soleggiata dalle mie parti per le sibille interattive e gratuite del vostro Marietto veneziano. Comincio subito a dire che per gli amici di Face devono essere iscritti alla piattaforma di StreamYard se poi vogliono avere delle risposte. Poi, piccolo preambolo, vi ricordo che noi siamo, il Decano Marietto Veneziano, sono su due gruppi su Face, i casti sacerdotali e radianica, radiostesia e tarologia del ermetismo. Sono gruppi in cui ci si può iscrivere in modo gratuito, non c'è nessun tipo di costo. Questo saluto già i nostri amici che si sono già subito collegati. Uno è chiaramente sempre il nostro Pierluca. Ciao Pierluca, grazie di essere con noi. Poi vedo anche altri amici che sono collegati tipo Cassiopea, però vi ricordo che se fate sempre le stesse domande noi chiaramente non possiamo sempre rispondere perché le sibille si ubriacano, eventualmente potete chiedere un consulto privato a pagamento, ma se fate sempre le stesse domande non funziona. In più vorrei dire a un'amicizia che ha fatto una domanda, la Palma. Questa signora qua deve mettere la data di nascita, poi fa una domanda se sarà una brava astrologa. Beh, iniziamo già con il piede sbagliato perché si vede che magari è la prima volta che si mette in linea con nella piattaforma Retto Veneziano di De Garda, bisogna sempre mettere il nome e la data di nascita. Ripeto, per i nuovi che vedranno questo video, se volete fare delle domande gratuite, che sono poi le conoscitive che si usavano una volta, dovete mettere il nome e la data di nascita, se no non è ricevibile la domanda. Bene, parliamo un po' di, oltre ai nostri praticamente gruppi, noi abbiamo anche un sito, il sito del Capitano. Il sito del Capitano è un sito che è in pista dal 2015, ci sono più di 20 ebook di radionica radiestesia in formato PDF che si possono scaricare, hanno tantissimi circuiti radionici, quadranti radiostesici, sono gratuiti e ne hanno già scaricati più di 175.000, molto probabilmente adesso saranno su 200.000, quindi più o meno 40-50.000 persone hanno scaricato tutto questo ben di Dio. Il Maledetto Veneziano e il Degano hanno regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Questo deve essere detto. Poi vi ricordo anche che il sito ha anche una sezione shop dove si può comprare ad esempio questo amuleto importante che costa 150 euro più 10 euro di spedizione e poi si può programmare. Si può programmare, ogni programma costa 20 euro. In più abbiamo anche una sezione non solo per l'amuleto ma anche per i sigilli. Ad esempio questo è un esempio dei sigilli, costano 150 euro e sono fatti sulla persona. In più eventualmente abbiamo anche altre possibilità, tipo se qualche persona è un attimino, come si dice, in affanno sul lavoro, a una ditta, allora si possono incominciare a pensare a fare dei riti propiziatori, riti sul benessere, sulla salute, sul benessere economico, sull'abbondanza e quant'altro. Basta che ci contattate tramite un consulto, si può valutare le strategie da fare, si sa che i riti hanno le sue tempistiche, quindi è inutile pensare alle cose da film o da cartone animato che si leggono sui social. Nella realtà quando si inizia un percorso serio con riti operativi bisogna sempre tenere in considerazione almeno 9 mesi. Bene, questo è stato detto, in più vi ricordo ancora la nostra Hilde che ogni lunedì e venerdì alle 21:15 nella piattaforma. Penso di aver detto tutto. E iniziamo con le domandine. Allora le domandine devono essere sempre fatte nome e data di nascita. Mi ricordo ancora ad esempio agli amici di Facebook che ad esempio questo nome, purtroppo questo amico che ci scrive, questa amicizia, ci fa piacere che ci scrive, però si deve iscrivere alla piattaforma StreamYard che è sopra il link, sopra il video, sopra il link del video. Bene, detto questo, vediamo un po' se la nostra amica Colombo qui, questa amica qua,
Palma ha scritto la data, no, non ha ancora scritto la data, quindi saltiamo questa domanda. Vediamo un po' un'amicizia, questa domandina di... Allora, vediamo un po'. Non fate, mi raccomando, le stesse domande, ma vediamo un po' la nostra. Vediamo un po'. La nostra, guardiamo un po', prendiamo la nostra Anna Massaro. Anna Massaro che dice? Mm, Allora, buona domenica Marietto, sono Anna Maria. Vorrei sapere se Domenico impegnato, viviamo distanti, ci siamo visti a Natale. Come sta in questo momento? Si farà sentire lui del 66 io del 67. Vediamo, lui è impegnato, questo amico, cioè questo amico, questa tua amicizia è impegnata, ci siete visti a Natale, vediamo un po' come sta, sì bene no male. No, sembrerebbe che il, il Domenico in questo momento non sta male, eh. Certo qualche situazione difficile c'è, però vediamo un po'. La nostra Anna e Domenico si faranno risentire. Beh, freddezza, gelosia, è una situazione Anna che non è proprio, mettiamola a favore di camera, non è delle più, come si dice, brillanti, vedi, c'è gelosia e il sacerdote che è sempre una situazione difficile, vedi? Sembra quasi che sia calato dopo il Natale il freddo, no? Vedi, gelosia e poi freddezza, quasi quasi sembra che questo Domenico nervosismo, insomma, il taglio non è proprio edificante, ma andiamo avanti, Anna, vediamo un po'. C'è un attacco, tu sei innamorato, vedo, ma mi sembra che lui flirta, flirta. Eh, allora, vediamo un po' la situazione. Mm. Allora, nel passato, ok, c'è stato sicuramente, come dici tu, a Natale c'è stato qualche incontro, però siete stati attaccati da una donna, magari la sua convivente, sua moglie, però vedo che nel passato c'è stato qualcosa di importante a livello sentimentale, ma difficile da gestire per questo attacco. C'è stato dei momenti di allegria, sicuramente a Natale, e vedo che tu sei innamorato ancora di questo Domenico. Questo è il passato. Nel presente vedo che c'è stato, cioè lui ha dell'entusiasmo, ha l'entusiasmo a flirtare, ma cioè, non vorrei dire, ma questo Domenico sembra che abbia più di un'amicizia femminile, sembra che nel cassetto lui sia un buon, come si dice, adulatore. Tu sei speranzosa, però mi sa che ti ha detto delle cose che non sono realistiche, Anna, vedi? C'è la carta della falsità che fa capire che la situazione effettivamente non è... c'è qualcosina che non si capisce bene, ma le tue speranze, tu sei una donna molto forte, Anna, però ci sono delle speranze che sono un attimino deboli. E infatti fra un po' ci sarà un blocco. Ci sarà un blocco, e tu mi hai chiesto come sta. Beh, lui sicuramente nel presente sta bene perché si vede che flirta con altre persone, però nei tuoi confronti ti ha detto bugie, ci sarà un blocco importante, anche perché mi sembra un po' un narcisista, un tipo che gli piace più prendere che dare. E attenzione Anna, è importante che segui qua il futuro perché vedo che entra in scena una vecchia sua conoscenza. mm. Adesso mi sa che non ti ha detto tutta la storia del film, sembra quasi che entri in scena una vecchia tua conoscenza e tu lo verrai a sapere e vedi, mm, c'è la carta del pianto, del pianto. Tu chiaramente sarai ancora disponibile, no? Però, vedi, blocco totale, blocco totale. Quindi riassumendo, prima dell'esito, vediamo che la situazione non è facile.
adesso lui molto probabilmente flirta, non solo con te molto probabilmente, ma sembra anche che flirta con qualcun altro, o potenzialmente, infatti dopo l'abbiamo visto. Tu sei speranzosa, però lui ti dirà delle cose che non sono vere perché è un po' un narcisista. Entrerà in scena una sua vecchia gloria e tu chiaramente abbiamo visto che piangerai, anche se sarai ben disponibile, ma vedo che lui e fra voi c'è il blocco totale. Quindi insomma è una situazione estremamente difficile. L'esito com'è però? Vediamo come sta. Beh, lui ti pensa, è un po' giù di morale e vedo, non so se lui ha una figlia, però io vedo che entra in scena una donna giovane che vi spia. Mm? Quindi sì, lui ti pensa, però abbiamo visto che entreranno in scena delle altre figure che sicuramente toglieranno il sonno, saranno un po' delle situazioni difficili da gestire. Allora, la domanda era, lui come sta nei tuoi confronti? Beh, lui sta bene, ma attenta, no? Che sembra che racconti un po' di cosine oltre le righe, eh? Sembra un pochettino che, è, come si suol dire, un po' lanciato anche con altre conoscenze, Anna, quindi stai attenta a quello che ti dice, non credere a tutto quello che ti dice. Bene, vediamo un po' se ci sono domande. Allora, la nostra palma non ha ancora risposto, quindi niente. Vediamo un po'. L'Anna ringrazia, grazie Anna. Vediamo un po'. Allora, vediamo la nostra amicizia Roberta. La Roberta vorrei gentilmente sapere se Rosario del 60 mi dice verità del 65. Allora, vediamo che fra Rosario e questa Roberta c'è qualcosa che bolle in pentola. Vediamo se ti dice la verità. Mm, ma non vedo proprio delle... certo che dicono che se ha le gambe cammina, ma questa verità mi sembra che abbia un po' le gambine corte. Vediamo un po'. Vi ricordo gli amici di Facebook che se vogliono fare domande devono iscriversi alla piattaforma di StreamYard. Vediamo un po' fra la Roberta e Rosario se il Rosario dice la verità. Anche qui gelo e vediamo che Roberta è molto speranzosa. Roberta è molto speranzosa in lui, però c'è un gelo, c'è qualcosa, no? Perché c'è questo, insomma, non si capisce bene anche se Rosario è accompagnato o meno, o tu sei accompagnato, quindi posso solo definire che c'è un gelo da parte sua e freddezza e tu sei molto speranzosa. Vediamo un po' la stesa completa. Ma guarda, Roberta, sarò telegrafico in questa stesa perché effettivamente la situazione siete liberi entrambi. Roberta fa appunto una notazione importante, però vedi all'inizio lui si è comportato, sembra almeno dall'inizio del passato, che si è comportato come una persona importante, amorevole e tutto, però ci sono dei segreti, segreti molto probabilmente per questioni, non so, sembra quasi, non dico economici, ma mi sembra quasi che sia stato un po' sopravvalutato questo signore qua. Roberto, questo signore qui forse non è tutto oro quello che luccica. Poi, per quello che la domanda si dice la verità. Infatti, nel presente vedo che avete avuto le comunicazioni, ma sembra che ti spia e in più vedo che ti spia o ti osserva da lontano, però
non so se tu o lui siete amareggiati, comunque una linea presente pesante, una linea presente che purtroppo non lascia nulla di buono a sperare. Abbattimento morale, sembra che entri in scena anche una sua vecchia fiamma, vedi qua, la carta della vecchia signora, sembra che entri in scena qualcuno che lui già conosce da tempo. Tu comunque sei sempre in un certo senso ammagliata, innamorata da lui, però c'è un attimo di nervosismo, sebbene tu sia ben disposta. Ecco, la domanda, se dice la verità, vedi? Penso proprio che ci sia un blocco per via di una persona giovane, vedi? Perché c'è la prigione, quindi la domanda se lui ti dice la verità, beh, attualmente sembra quasi che ti spia da lontano, avete dei messaggi, c'è abbattimento morale, freddura e entra in scena una vecchia conoscenza. Tu sei sempre nel futuro molto attiva verso di lui, molto generosa verso di lui, però ci saranno atti di nervosismo, sarai sempre ben disposta, però vedo che dice delle cose che non sono vere. E il finale sulle cose che lui dice, vedi, disgrazia, tu che sei malinconica, lui che cerca delle alternative per mettere a posto, cioè cerca di mettere un cerotto su una diga, capisci? Quindi il finale è un finale pesante, un finale che fa capire che tu ti accorgerai che certe cose sono effettivamente oltre. eh, ehm, esatto, esatto, vedi Roberta, qua ci siamo, Roberta infatti, la sua ex, infatti qua si vede la sua ex che entra in scena, e la figlia qui, vedi? La figlia qui che non che bloccherà, farà in modo che lui ti dica delle bugie, infatti vedi disgrazia, malinconia, pensiero, insomma, una situazione, Roberta, eh, difficile, difficile e qua, visto che si va avanti per un anno, penso che non è facile, non è facile gestire. mm. Comunque dirà un sacco di favole, soprattutto perché entra in scena la sua ex e la sua figlia, come giustamente hai detto te. Mm. Vediamo allora se ci sono domande ancora di persone che non le hai mai fatte, perché se no. Ah, ok amici, io penso, perché le altre persone più o meno che hanno fatto domande, gli ho già risposto in altre live, quindi per oggi che è domenica penso che sia tutto, fateci pubblicità, mi raccomando, mi dispiace per quelle persone che continuano a venire a fare sempre solite domande, non va bene, ve l'abbiamo già spiegato, ci deve essere praticamente nuove persone, dobbiamo rispondere anche a queste qui e quindi vi ringrazio di avermi seguito, grazie.